Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Rete Veneta. Torniamo con la cronaca da tutto il nord-est. In regia Tony Esposito, Antonio Pol, che saluto e ringrazio. Oggi dobbiamo raccontarvi di tanti fatti. Sono giorni davvero neri sulle strade del Veneto. È una scia che prosegue senza sosta. Fra pochissimo andremo a Borgoricco, ma lo possiamo già vedere dal Gazzettino, dall'home page. Auto esce di strada, si ribalta nel fosso e si schianta contro il cemento. Eleonora Bigon muore a 22 anni. Questo nel Padovano, sempre nel Padovano, una mamma con un bambino sono stati travolti mentre attraversavano in bici sulle strisce pedonali. A Sant'Angelo di Piove di Sacco il bambino è gravissimo. Fra poco vi daremo tutti gli aggiornamenti collegandoci con Marta Zatta. Prima però non possiamo non partire da qui, dalla comunità di Schio, sotto shock per quello che è successo ieri lungo la superstrada pedemontana veneta all'altezza della galleria di Malo, dove a perdere la vita sono stati Don Francesco Andreoli di 37 anni, sacerdote salesiano molto noto, e Alberto Fioretto di appena 16 anni. Ma ci colleghiamo con Schio, ci colleghiamo con Mirko Cavallin. Per la parte tecnica c'è Andrea Benetti. Buongiorno Mirko. Buongiorno Cristian, siamo tornati qui, siamo all'esterno dell'oratorio salesiano Don Bosco di Schio, luogo che oggi vive del lutto. C'è un silenzio irreale in periodo estivo, nei giorni e nelle settimane in cui questo luogo era fino a ieri mattina animato dalla presenza di oltre 500 ragazzi del Grest. Erano 7 i pullman ieri in viaggio verso Gardaland, li accompagnava anche una macchina appunto con Don Francesco e il giovane Alberto a bordo, che hanno perso la vita. Qui c'è ancora grande silenzio, grande costernazione, una città, un'intera comunità sconvolta da quanto è successo. Ma appunto ripartiamo dalla cronaca, da quel che è accaduto ieri mattina, con il servizio che racconta appunto questo drammatico incidente. Un veicolo accartocciato su se stesso dopo la terribile e violenta carambola. È la scena straziante che i soccorritori si sono trovati davanti all'interno della galleria Malo. Nell'abitacolo c'erano Don Francesco Andreoli, 37 anni, responsabile dell'oratorio Don Bosco di Schio, e Alberto Fioretto, 16 anni, animatore del Grest nella stessa struttura. Verso le 9:15 la vettura tampona lievemente un camion presente per un cantiere di manutenzione. Scesi per verificare i danni, i due giovani sarebbero poi risaliti a bordo, venendo però a loro volta tamponati da un'altra auto che sopraggiungeva da Bassano. Sbalzati sul lato sinistro hanno urtato contro la spalla dell'uscita di sicurezza numero 7, perdendo la vita praticamente sul colpo. Ferito e ricoverato a Sant'Orso in codice verde l'altro automobilista. Per la comunità salesiana di Schio è una grandissima perdita. Stavano accompagnando i ragazzi del Grest, Gardaland, c'erano 7 pullman e lui li precedeva con una macchina e con questo ragazzo, e stavano andando a Gardaland, e lì è avvenuto l'incidente e non sappiamo nulla di più, solo che siamo costernati perché Don Francesco qui è una colonna dell'oratorio qui da 8 anni a Schio. E gli vogliamo tutti bene. Anche stamattina lui ci ha salutato sempre con il solito sorriso, l'entusiasmo che lo caratterizzava, e siamo veramente, non sappiamo cosa dire, ecco. La pedemontana è rimasta chiusa per quasi 5 ore verso Montecchio, con uscita obbligatoria a Malo. Per i soccorsi sono intervenuti il SUEM e i vigili del fuoco, mentre polizia stradale e polizia locale si sono occupate della viabilità. Il giovane animatore Alberto Fioretto era anche atleta mezzofondista tesserato per l'Atletica Pedemontana Veneta. Don Francesco aveva ospitato proprio nei locali dell'oratorio l'ex portiere della nazionale di calcio Gigi Buffon. Di sé il giovane sacerdote aveva parlato in una recente intervista realizzata per la CEI. La responsabilità sui ragazzi, farsi carico delle loro difficoltà e iniziare davvero a prendere sul serio il loro cammino di vita di fede abbia fatto la differenza. E la seconda esperienza, avere qualcuno che si è preoccupato e si è preso cura di me. E da lì l'idea di diventare animatore per sempre si è trasformata in potrei iniziare a pensare a diventare salesiano. E da lì il cammino si è approfondito ed è diventato: posso davvero dare la mia vita nelle mani di Dio per farmi carico della felicità dei ragazzi a cui mi manderà.
Questa è la voce di Don Francesco appunto in questa testimonianza. Tra l'altro Don Francesco stava per concludere qui dopo 8 anni il suo servizio a Schio prima di un trasferimento già deciso in Friuli Venezia Giulia. Purtroppo non ci arriverà, si attende ora di conoscere la data del funerale, forse congiunto oppure dei funerali separati. In ogni caso si attende una partecipazione foltissima vista la giovane età dei due e visto il ruolo che i salesiani hanno qui a Schio. Abbiamo raccolto nel corso della giornata di ieri anche altre testimonianze su queste 2 giovani vite spezzate. Sentiamo. Anche il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la tragica scomparsa nell'incidente in Galleria Amalo di Don Francesco Andreoli e di Alberto Fioretto, impegnati ad accompagnare più di 300 bambini del Grest al parco divertimenti di Gardaland. Silenzio, vicinanza e dolore, scrive Stefani nel suo messaggio affidato ai social, per un vuoto che le parole faticano a colmare. Alberto, 16 anni compiuti a maggio, frequentava l'istituto tecnico Chilesotti di Tiene e faceva l'animatore dei bambini più piccoli nel Grest dei Salesiani, iniziato il 7 giugno e aperto fino al 7 luglio. Da alcuni anni si cimentava anche in varie discipline dell'atletica, mezzo fondo ma anche gare di velocità, prima con la nuova atletica di Schio, da quest'anno con l'atletica pedemontana veneta. Don Francesco era l'anima dell'oratorio scledense e Paolo Terragino lo aveva incontrato appena poche ore prima. Era seduto sotto la statua di Don Bosco, mi sono avvicinato, l'ho salutato e abbiamo un attimo parlato della giornata precedente con l'intervento di Buffon al Grest. Ecco, abbiamo scambiato 2 parole e stamattina purtroppo questa notizia mi ha turbato, come penso abbia turbato un po' tutti. Riconosceva ad ogni ragazzo il diritto alla sua autenticità, sapeva stare dentro il dolore altrui ed è una dote straordinaria, ma sapeva anche accompagnare le persone verso la luce, verso la speranza, verso la positività. Empatico, amato dai giovani e dalla comunità, Don Francesco assieme ad Alberto sono morti mentre spendevano del tempo per i più giovani di loro. Solo ricordarlo come veramente una quasi reincarnazione di Don Bosco, perché lui aveva questo spirito di Don Bosco. Bisognerà trovare il senso di questo lutto prematuro, improvviso e inaspettato, perché è un dolore immenso che ci ha travolti e che ci lascia confusi e tristi. Vorrei rivolgere un sentimento di vicinanza ai salesiani di Schio, indirizzare un abbraccio anche ai familiari di Don Francesco e di questo giovane animatore. Una comunità in lutto, appunto. Stiamo cercando di raggiungere anche la sindaca Cristina Marigo e anche qualche altra voce qui dell'oratorio, ma davvero oggi c'è un deserto, un silenzio irreale in questo oratorio. Chiudiamo, Cristian, con l'immagine delle bandiere listate a lutto che appunto campeggiano proprio sopra l'ingresso dell'Istituto Salesiani Don Bosco. Da Schio è tutto, a te la linea. Grazie Mirko Cavallin con Andrea Benetti. Così come è calato il gelo su Borgo Rico per un altro incidente stradale, a perdere la vita una ragazza di appena 22 anni, e c'è anche un altro incidente stradale grave sempre nel Padovano, ma ci aggiorna su tutto la nostra Marta Zatta che si trova a Borgo Rico con Cristian Roque Alende. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Cristian e buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, ci troviamo nel luogo dell'ennesima tragedia nella provincia di Padova, precisamente ci troviamo in via Roma a Borgo Rico. Alle mie spalle, come potete vedere dalle immagini di Cristian Roque Alende, il luogo della tragedia dove Eleonora Bigon, una studentessa di appena 22 anni, ieri sera attorno alle 23 si è schiantata con la sua auto su quel ponticello di cemento. Secondo le prime ricostruzioni
ricostruzioni la ragazza sarebbe uscita autonomamente di strada, morendo di fatto sul colpo, schiantandosi appunto sul muretto. Sul caso ovviamente indagano i carabinieri, i vigili del fuoco che ieri sera sono intervenuti per estrarre la macchina dal fossato. Non è appunto ancora chiara la dinamica esatta. Sappiamo però che Eleonora abitava a poche centinaia di metri da qui, abitava in via Sabadina, dove appunto ora i genitori sono chiusi nel dolore. La madre è solo riuscita a dirci poche parole, ha detto solo siamo distrutti. Eleonora si doveva laureare tra pochi mesi, quindi insomma veramente una tragedia anche per l'intero comune, perché anche il sindaco Gianluca Pedron conosceva Eleonora e ci ha detto appunto che la conosceva perché ha avuto il privilegio di seguirla come maestro di karate. Ce l'ha descritta come una ragazza grintosa, determinata e solare. Ovviamente adesso si indagherà per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Volevo solo farvi notare che qualcuno questa notte o questa mattina ha portato una rosa rossa e l'ha gettata appunto nel luogo della tragedia. Magari qualcuno che conosceva Eleonora e che ora è distrutto appunto per questa terribile davvero perdita. E come dicevi tu, Christian, ieri sera c'è stato anche un altro violento incidente, questa volta però a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Mamma e figlio mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali sono stati investiti da un pirata della strada che non si è nemmeno fermato a prestare soccorso, ma i carabinieri l'hanno individuato poco dopo. Tutta la ricostruzione di questo ennesimo incidente nel servizio di Chiara Gaiani, e poi la linea può tornare allo studio. Ancora una volta un tragico incidente, ancora una volta lungo la Piovese, Sant'Angelo di Piove di Sacco, dove 2 anni fa ha perso la vita Eleonora Chinello, 14 anni, travolta da un'auto mentre andava alla fermata del bus diretta a scuola. Erano le 21:30 di ieri, quando una quarantenne di origine cinese con il figlio di 7 anni stava andando in bici verso l'orto di famiglia. Arrivati in via San Polo, all'altezza delle strisce pedonali, un'auto si è fermata per farli passare, ma i due sono stati travolti da una seconda auto che, non avendo visto mamma e bambino, ha provato a superare il veicolo fermo. Il dramma si è consumato in pochi istanti. Mamma e bambino sono rimasti sull'asfalto, l'auto invece è fuggita. Immediatamente soccorsi, il bambino è stato portato in ospedale a Padova, dove sta lottando tra la vita e la morte. Ferita in modo grave anche la donna, che presenta fratture scomposte ed è ricoverata all'ospedale di Piove di Sacco. Con i sanitari del 118 anche i carabinieri di Piove di Sacco e della stazione di Codevigo, che si sono messi subito sulle tracce dell'investitore, che è stato fermato dopo alcune ore. Si tratta di un 47enne del posto che è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi a seguito di sinistro stradale e fuga, ed ora si trova in carcere a Due Palazzi. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati. E si indaga senza sosta sull'incidente mortale che si è consumato nel primo pomeriggio di ieri a Campagna Lupia, lungo la strada Romea. A perdere la vita il camionista 54enne Sandro Puledda, originario di Sassari, residente però a Verona. L'uomo, a quanto pare, stava tentando di evitare l'impatto con un'auto, ed è così che ha perso la vita. Tragico incidente all'Ova di Campagna Lupia, all'altezza del distributore di benzina Vega lungo la Romea, poco dopo le 13. Un camionista che trasportava lastre d'acciaio ha perso la vita finendo contro l'auto guidata da una ragazza di 24 anni, ora in gravissime condizioni. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, nella frenata per evitare l'impatto con l'auto, sarebbe stato schiacciato dalle lastre che, scorrendo in avanti, hanno divelto la cabina, schiacciandola. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco da Mestre Mira, Piove di Sacco, oltre al suo M118 e l'elisoccorso che ha trasportato d'urgenza la 24enne all'ospedale di Mestre. I mezzi sono finiti di traverso sulla carreggiata, bloccando completamente il passaggio. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Venezia per effettuare i rilievi, oltre ai carabinieri di Vigonovo per la gestione della viabilità. Traffico in tilt per ore.
Come vedete uno stillicidio allucinante sulle strade del Veneto. Tra l'altro fra poco vi racconteremo anche l'ultimo saluto di Zero Branco a Giacomo Gobbo, il 19enne morto nello scontro tra la sua moto e un trattore una settimana fa. Erano in oltre 2000 ieri sera per questo addio. Prima però andiamo a Vicenza perché mi chiede la linea Daniele Garbin che si trova con Simone Squarcina al Palazzo di Giustizia per parlare di giustizia. Lo facciamo con il sottosegretario Ostellari. A te la linea, Daniele. Sì, buongiorno a te Cristian, buongiorno ai telespettatori. Confermo con me il sottosegretario di Giustizia Andrea Ostellari, che ho chiesto la linea perché tra qualche minuto è impegnato con i vertici del Tribunale per questo importante focus sui problemi della giustizia vicentina, veneta. Inquadriamo anche la visita del sottosegretario all'interno di un tour, ieri era a Padova, e comunque è necessario un riassetto da una parte per affrontare i problemi dell'occupazione, soprattutto i precari, adesso ci dirà anche i numeri, e poi un assetto che potrebbe avere, e avete già in mente, una soluzione, visto che qui nel Vicentino, nella parte berica, c'è la questione del Tribunale della Pedemontana. Ecco, andando per ordine, la buona notizia qual è? Soprattutto che già ieri ha anticipato a Padova. Per Vicenza? La buona notizia è il grande risultato che con questo governo siamo riusciti a ottenere per ovviamente non solo il nostro territorio ma per l'intero paese e l'intera macchina della giustizia. La stabilizzazione di 9.300 persone che erano state assunte a tempo determinato per i piani del PNRR e che al 30 di giugno, quindi di questo mese, sarebbero rimasti a casa senza lavoro. Noi abbiamo voluto investire su di loro, abbiamo quindi deciso di stabilizzarli, di assumerli con un contratto a tempo indeterminato. Dal 1° quindi di luglio queste persone saranno distribuite sui nostri uffici e questa è la vera grande risposta. Certo. Ha annunciato anche 19 nuovi magistrati in Veneto, a Vicenza, nel territorio? A Vicenza sono già anche peraltro stati assegnati dal CSM, peraltro, che è lui che individua le sedi che hanno maggiormente bisogno, e in questo caso Vicenza so che sono arrivati 7, quindi un ottimo numero. A questo si aggiunge ovviamente la quota parte di stabilizzati che ovviamente arriva anche in questo tribunale e poi i 2.600 assistenti giudiziari che stanno attendendo di essere distribuiti nei vari uffici. Anche una quota di questi assistenti sarà assegnata a Vicenza. In questo modo noi abbassiamo la scopertura della pianta organica, e questo è quello che ci veniva chiesto. Ecco, prima di lasciarla, è inevitabile la domanda sul Tribunale della Pedemontana. È un nodo scoperto, tante opinioni le abbiamo registrate in questo periodo, tante le preoccupazioni dimostrate. Ecco, su questo avete le idee chiare. In questo momento avete un'idea che state portando avanti anche dal punto di vista della coerenza dei piani, del volume delle pratiche da seguire, e soprattutto l'organico, che è la cosa che spaventava, preoccupava molti. Qual è? Allora, innanzitutto noi abbiamo un testo di legge che è stato approvato da un Consiglio dei Ministri ancora tempo fa. In questo disegno di legge ovviamente ci si occupa di alcune zone del nostro paese, l'Abruzzo, le isole minori e in particolare del Veneto. Il progetto della Pedemontana nasce da lontano, nasce dopo il 2012, anche con una grande attività della nostra regione, del Veneto, che aveva fatto uno studio proprio approfondito sulle necessità e su come poter pensare a realizzare questa grande opera. Questo progetto è stato inserito in questo disegno di legge che oggi è al vaglio del Parlamento. Quindi noi ovviamente quello che dovevamo fare l'atto governo l'abbiamo fatto. Siamo ovviamente come io personalmente, come Lega, ovviamente siamo convinti che questa sia una strada giusta, adeguata, che vada nel senso della risposta richiesta da cittadini e imprese. È un grande passo in avanti per il Veneto, finalmente si investe davvero sulla giustizia in Veneto e credo che divisioni su questo non dovrebbero essercene, perché ripeto, non si toglie nulla a nessuno, si aumenta la pianta organica di magistrati e di personale.
Semmai ci sarà una diminuzione di che cosa? Del carico di lavoro di ogni singolo tribunale interessato, e questo credo sia semmai un vantaggio. Quindi se c'è una ridistribuzione del carico, questo è naturale che sia, insomma, mi pare abbastanza oggettivo. Perfetto, allora ringraziamo per queste ottime notizie il sottosegretario, adesso lo lasciamo andare. Grazie a voi. Ecco, direi Grazie a voi. Ecco, da Vicenza è tutto, restituisco la linea. Grazie Daniele Garbin con il sottosegretario Ostellari, Simone Squarcina per la parte tecnica. Questi nodi della giustizia vicentina e bassanese. Fra poco dovremo collegarci anche con Daniela Sizia dal Parc dal Negro a Treviso, di cui tanto si è parlato in queste settimane. Questa mattina c'è stata l'ennesima operazione sul posto, anche le forze dell'ordine, il sindaco Mario Conte, ma fra poco ci collegheremo con Daniela. Torneremo tra l'altro anche a parlare di furti nella zona del Bassanese, nello specifico di furti nei parcheggi esterni ai supermercati. Ci sono tantissimi episodi e l'allerta è chiaramente elevata. E poi andremo con Filippo Fois a Rialto, perché c'è stata una rissa violentissima, sono apparse anche delle spranghe, quindi abbiamo davvero molto da raccontarvi. Vi dicevo prima dell'ultimo saluto a Giacomo Gobbo, il 19enne morto la scorsa settimana nello scontro tra la sua moto e un trattore. L'intera Zero Branco si è stretta attorno ai familiari ieri sera allo stadio comunale. In migliaia hanno voluto salutarlo, c'erano gli amici, i compagni di classe, i compagni di squadra, gli insegnanti, e c'erano soprattutto i genitori Ivano e Lucia, con la mamma che ha chiesto agli amici di Giacomo di continuare a custodire i suoi sogni. Per noi c'era Nicola Marcato. Eri perfetto, eri un allenatore nato, eri soprattutto un grande con i bambini dei primi calci. Eri un leader, un compagno di squadra incredibile per tutti noi. Oggi, senza la tua ironia e il tuo sorriso, questo campo sembra un po' vuoto e toglie quasi il fiato. Ma io voglio ricordarti proprio così, felice, con la battuta sempre pronta e con la grinta di chi non molla un centimetro. Sei andato via da questa vita terrena troppo presto, troppo in fretta. Non eravamo pronti a dirti addio. Se oggi qui, il tuo stadio, la tua casa, ci guardiamo attorno, che è evidente l'amore che hai seminato. Tu eri una persona speciale, garbata, gentile, generosa, educata e umile. Eri sempre disponibile ad aiutare chiunque avesse bisogno. Eri quella guida silenziosa che sapeva come prenderci tutti. E poi c'era la tua amata moto, una delle cose a cui so quanto tenevi. Era qualcosa che ti rappresentava, una tua passione. È difficile pensare che proprio quella moto ti abbia portato via da noi quel mercoledì mattina. Eppure, nella mia mente, rimarrà sempre impresso il tuo sorriso quando me l'hai mostrata subito dopo averla portata a casa. Ricordo che mi dissi, ho pianto come un bambino quando ho realizzato che era mia. Te ne sei andato mentre stavi vivendo la pienezza dei tuoi 19 anni. Davanti a te c'erano sogni, progetti, speranze, obiettivi da raggiungere e tante partite ancora da giocare. Vorrei affidare tutto questo ai tuoi amici che custodiscono i tuoi sogni e continuino a portarli avanti anche per te. Eri un ragazzo gentile, educato, rispettoso, uno di quei figli che ogni genitore vorrebbe avere. Ed io ho avuto l'immensa fortuna di essere la tua mamma. Poi all'improvviso tutto si è fermato. Quell'effetto butterfly di cui mi parlavi la sera, tra una materia e l'altra,
mentre ripetevi con me per le interrogazioni, oggi ha causato un uragano dentro di me. Continuo a cercare un senso in qualcosa che al momento sembra non averne alcuno. Grazie Giacomo, sei stato il dono più bello che la vita potesse farci. Grazie per aver camminato accanto a noi, anche se per un tempo troppo breve. Continueremo a volerti bene per sempre, nel modo migliore che sapremo. E continuerò a custodire nel cuore quei momenti semplici e preziosi delle nostre giornate, quando la sera, prima di cena e prima di tutto, mi abbracciavi forte e mi dicevi «Ciao mamma» e io ti stringevo a me. Oggi, così come ieri, sono io che ti abbraccio forte e ti dico ciao Giacomo. Questo dunque è l'addio straziante di Zero Branco a Giacomo Gobbo, le immagini di Nicola Marcato, il montaggio di Simone Merlo. Noi adesso andiamo a Treviso, già ve l'ho anticipato prima, ennesima operazione al Parc dal Negro, ma ci aggiorna su tutto la nostra Daniela Sizzia, per la parte tecnica Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Daniela. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Sono qui all'interno del Parc dal Negro assieme a Nicoletta Rizzetto e qua alle 8 è iniziata l'ennesima evacuazione delle persone, le hanno fatte le sgombro, le hanno fatte andare fuori. Sono circa una ventina di stranieri che ormai bivaccavano tra il quarto e il quinto piano. È arrivata una ditta che ha terminato dalle 8 di questa mattina solo ora di raccogliere di tutto, perché non parliamo solo di coperte o di generi alimentari, ma c'erano rifiuti di ogni tipo, lattine, bottiglie, sacchi, sacchetti. Hanno dovuto lavorare ovviamente con la mascherina. Gli stranieri che sono stati fatti uscire si sono spostati in un giardinetto qua vicino, però dicevano che nel pomeriggio erano pronti a rientrare ed è difficile da bloccare questo parcheggio, perché ovviamente si può entrare da più parti, quindi fino a quando non verranno sistemate le barriere, e si parla di settembre, ottobre, addirittura novembre, la situazione purtroppo rimarrà così, una situazione di vero degrado, perché dietro queste porte che noi non vi apriamo perché davvero non solo un problema di decoro, ma un problema proprio di igiene e di salute, e all'interno di dietro queste porte antipanico di tutti i piani ci sono escrementi di tutto, sono state utilizzate dagli stranieri come vere e proprie latrine, quindi magari la gente che voleva passare di qua per scendere magari a piedi non lo poteva di certo fare, perché è impossibile da aprire, è davvero una situazione a livello igienico davvero al limite proprio. Hanno lavorato dalle 8 di questa mattina fino a poco tempo fa, ma manca la sanificazione di tutte queste zone, di queste parti che ovviamente sono in questo momento non si possono né aprire né niente, e la ditta specializzata dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Poco fa sono andate via anche 2 pattuglie della polizia locale che hanno garantito la sicurezza non solo degli operatori ma anche dei cittadini, perché questo è un parcheggio a pagamento, quindi vengono, ma la gente già sa che poteva
sistemare le macchine e parcheggiare nei primi 3, perché il quarto e quinto erano assolutamente inutilizzabili come parcheggi perché occupati proprio da questi ragazzi. Il sindaco Mario Conte ha chiesto al prefetto un incontro urgente che dovrebbe tenersi nelle prossime ore, però sentite che cosa ha detto le parole del primo cittadino e poi torniamo in studio, poi torniamo qui un attimo per spiegarvi proprio la situazione che si dovrebbe verificare adesso nelle prossime ore. La pulizia e la sanificazione straordinaria di questo che è un parcheggio pubblico, ma che, come sapete, viene anche abusivamente utilizzato come dormitorio di fortuna per delle persone che a volte probabilmente sono anche vittime di qualche truffa e di qualche illusione, ma che non può continuare a essere dormitorio. Come potete vedere alle mie spalle la situazione è assolutamente indecente, c'è sporcizia, c'è accumulo di rifiuti, ci sono le deiezioni delle persone che dormono in questa struttura. Non è nostra volontà ovviamente sgomberare, è altrettanto vero che stiamo raccogliendo i dati di tutte le persone presenti, li stiamo invitando a entrare in contatto con le strutture predisposte per questo tipo di accoglienza e soprattutto stiamo cercando di ripristinare il parcheggio, cosa che sarebbe naturalmente. Prima cosa da fare ovviamente è la pulizia, lo smaltimento dei rifiuti e la sanificazione. Noi siamo qui presenti, per l'ennesima volta l'amministrazione ci mette la faccia, questo problema che è un problema molto più grande di noi, da soli noi non possiamo continuare ad affrontarlo, né da un punto di vista economico né da un punto di vista sociale. Quindi il mio appello è a tutte le istituzioni superiori che devo dire stanno collaborando in modo assolutamente attivo, però dobbiamo mettere la parola fine a questi flussi migratori sregolati che si ripercuotono poi con gravi disagi nelle nostre città. Dunque, precisamente sentivamo le parole del sindaco Conte, abbiamo sentito anche qualcuno degli stranieri che probabilmente sta tentando di rientrare qua nel parcheggio. Si trovano proprio dove Nicoletta Rizzetto vi sta facendo vedere, dove c'è una parte di giardino, e loro ovviamente rientrano dalle quelle famose scale dove vi raccontavo che ci sono delle vere e proprie latrine. Loro comunque passano di là e rientrano nei piani superiori. È davvero una situazione insostenibile, ci dicevano, perché anche la polizia locale, perché noi puliamo, mandiamo la ditta che davvero ha lavorato per 4 ore, 5 ore perché c'era di tutto, e dice però la situazione è che a distanza di nemmeno mezz'ora stanno facendo rientro qua, almeno alcuni, per cui insomma sarà una situazione difficile da controllare anche per chi gestisce questo parcheggio e chi lavora in questo parcheggio. Cristian, questa è la situazione, ovviamente vi terremo aggiornati perché cercheremo di capire quando sarà l'incontro con il prefetto per vedere quale può essere un altro provvedimento, un'altra soluzione, perché da questo pomeriggio o forse anche da adesso in poi loro rientreranno, magari meno rifiuti, ma nel giro di poco tempo purtroppo si tornerà nella situazione in cui erano questa mattina qui in questi parcheggi. Da Parco del Negro è tutto. Cristian, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie Daniela Sizia, quindi una situazione che torna a essere esplosiva al Parco del Negro, come è stato esplosivo ieri sera il clima, sempre in Consiglio Comunale a Treviso, per la questione degli sfratti in via Pisa. Sapete che la scorsa settimana ci sono stati degli sfratti, è entrata in azione anche la polizia, ci sono stati degli scontri con dei manifestanti. Ieri sera in Consiglio Comunale, tensione alle stelle. Siamo di fronte a un'amministrazione che svende regolarmente il patrimonio di questa città, lo svende per costruirci supermercati, lo svende al miglior offerente, lo svende e fa questa cosa qui in barba alle persone che ci vivono. E non solo questo, ma è un'amministrazione che ha costruito un servizio come quello dei servizi sociali che è completamente inutile, che non fa nulla per aiutare le persone in difficoltà, che è diventato di fatto un muro di gomma contro il quale le persone si schiantano.
adesso avete visto il lancio di alcune monetine per terra, stanno lanciando monete per terra, monete da pochi centesimi, questo perché lo vedete, quello che c'è scritto: svenduti, la città è di chi la vive e non di chi specula. Questo è quanto, guardate, stanno continuando a lanciare le monetine. Qua c'è anche un presidio di forze dell'ordine che sta assistendo, guardate, continuano a lanciare le monete. Consiglio comunale sospeso. No, aspettiamo che finiscano di dire le loro idiozie. Sindaco, c'è la rabbia, secondo lei? La rabbia di alcune famiglie, anche degli esponenti di Django? No, c'è tanta approssimazione, tanta imprecisione, tante falsità, però insomma questo è il ruolo dei centri sociali, poco credibili. Sono rimasti solo loro. Grazie. Grazie. In strada, come avete fatto una settimana fa, vergognatevi. Bambini di 4 mesi. Bambini di 4 mesi. Sono stati aggrediti. Grazie ragazzi. Dovete vergognarvi. Dovete vergognarvi. Dovete di 4 mesi. Bravi voi, bravi voi. Questi dunque i fronti aperti a Treviso, e sono davvero tanti. Adesso a Venezia, nel cuore di Venezia, con Filippo Fois per la parte tecnica c'è Sandro Ponchio. Vi parliamo di una rissa shock. Filippo, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Effettivamente è uno dei fronti aperti che c'è a Venezia, e non solo a Mestre, quello della violenza. Questa volta non si tratta di una delle risse molto violente che ci sono state tra spacciatori per delimitare le zone nelle quali svolgono la loro attività di spaccio. Questa è una rissa delle quali si stanno ancora chiarendo i motivi. C'è da dire che sono intervenuti con una certa rapidità sia la Polizia Locale di Venezia che i Carabinieri. Vi facciamo subito vedere la porta che è al mio fianco, che porta ancora i segni di quanto accaduto la scorsa notte. Tra pochissimo vedremo anche le immagini di un video che sta rimbalzando in queste ore nei cellulari dei veneziani. Noi ci troviamo a 2 passi dal ponte di Rialto e a circa 100 metri dal Canal Grande, per cui siamo assolutamente in una zona centrale. La rissa si è sviluppata tra 5 persone, 3 contro 2, non si è ancora capito bene per quali motivi, ci sono delle indagini da parte delle forze dell'ordine, e ha avuto qui il suo apice quando 2 di queste 5 persone che erano coinvolte nella rissa e che evidentemente stavano avendo la peggio hanno cercato riparo nel negozio che è qui al mio fianco. A questo punto la rissa si è un po' incattivita, si vedono dei ragazzi che hanno in mano anche quelli che appaiono come qualcuno ha detto delle spranghe, che sono molto più probabilmente dei bastoni, i quali iniziano a colpire la porta del locale. C'è da dire che l'intervento delle forze dell'ordine è stato tempestivo sia da parte della polizia locale che dei carabinieri. Tutti e 5 i giovani sono stati identificati, sono stati tutti denunciati, sono 5 italiani che sono stati denunciati per rissa, e proprio in queste ore ci sono le indagini dei carabinieri che chiariranno anche quali sono i motivi di questa rissa. Qualsiasi sia stato il motivo, ciò non toglie che dal punto di vista sociale anche il centro storico di Venezia sta vivendo una situazione un po' preoccupante. Scene del genere erano difficili da vedersi fino a qualche anno fa. Tra parentesi, proprio alle nostre spalle c'è il campo Cesare Battisti, che è uno degli snodi della movida veneziana, che è stata spesso al centro di violente risse e anche di accoltellamenti, per cui diciamo che in città si respira una certa preoccupazione. Comunque, per quello che riguarda questo caso, diciamo, tutti sono stati identificati e tutti sono stati denunciati con una rapidità straordinaria da parte dei carabinieri e della polizia locale. Cristian. Grazie davvero Filippo. Stavamo guardando le immagini, sono impressionanti, raccontano dell'ennesimo episodio di violenza, ben diceva Filippo, tra Laguna e terraferma. L'allerta è sempre alta. Grazie quindi a Filippo Fois con Sandro Ponchio, così come l'allerta è alta in tutto il Bassanese per la scia di furti che si sta registrando all'esterno dei supermercati, nei parcheggi. Ci racconta tutto la nostra Vanessa Banzato, per la parte tecnica Renzo Rigon. Buongiorno Vanessa.
Buongiorno a te Cristian, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, hai detto bene, è davvero allarme furti che si stanno perpetrando soprattutto nei parcheggi dei supermercati. In questo caso siamo in un supermercato in quartier San Vito a Bassano del Grappa e con me c'è proprio il vicepresidente del comitato di quartiere Denis Cenci. Un allarme che state percependo e recependo anche voi stessi dai residenti, dalle tante persone che vi contattano. Sì, senza dubbio c'è un crescente allarmismo, c'è una crescente preoccupazione. Forse non eravamo abituati a questa tipologia di truffe, non so come definirle, comunque non eravamo abituati a queste problematiche. Diciamo che bisogna cercare sicuramente tutti di essere un po' più vigili e un po' più attenti. Noi come comitato di quartiere non possiamo fare moltissimo quando ci vengono date dai concittadini, dagli abitanti del quartiere delle segnalazioni. Siamo sempre solerti a contattare gli organi competenti, questo possiamo fare, quindi un po' più di attenzione. Un paio d'anni fa abbiamo fatto una serata organizzata dalle forze dell'ordine che era più orientata, diciamo, agli anziani, alle truffe agli anziani. Ne parlavamo più recentemente di rifare una cosa simile e molto probabilmente potrebbe essere allargata a questa nuova tipologia di problematica. Ecco, tutto qui. Tra l'altro si è consumato qua nel territorio comunale di Bassano del Grappa, ma si è verificato questo tipo di episodi anche in altri comuni, come per esempio a Rosà, all'esterno di un parcheggio del supermercato Cosinati di Rosà. E allora chiederei alla regia di mandare a proposito un servizio che fa la cronaca di quanto accaduto pochi giorni fa. Dopo il furto di ieri della borsa ai danni di una donna che faceva la spesa all'Aliper di San Vito a Bassano, commesso da 2 giovani malviventi, un altro furto commesso oggi con tecnica ben conosciuta all'Aliper di Cosinati di Rosà. Nel mirino ancora una volta una donna mentre stava facendo la spesa. Secondo la ricostruzione, 2 ladre hanno agito in perfetta sintonia. Mentre una distraeva la vittima, l'altra è riuscita ad aprire la borsetta lasciata nel carrello e a impossessarsi del portafoglio e del telefonino, per poi allontanarsi rapidamente. In quel momento il personale addetto alla sicurezza stava effettuando un altro controllo in un reparto del supermercato. Quando ci si è accorti del furto, le 2 malviventi avevano già fatto perdere le tracce. L'episodio riaccende l'allarme sui furti nei supermercati non solo del Bassanese, dove bande specializzate sfruttano pochi secondi di distrazione per colpire i clienti, soprattutto nelle ore di maggiore affluenza. Tra i dipendenti del punto vendita di Cosinati c'è comprensibile amarezza. Chi lavora ogni giorno a contatto con il pubblico vive con frustrazione il ripetersi di questi episodi e si sente impotente davanti a ladri che cambiano supermercato e mettono in atto strategie sofisticate. L'invito resta quello di non perdere mai di vista la borsa, portafoglio e cellulare, evitando di lasciarli nel carrello anche solo per pochi istanti. È proprio su quei momenti di distrazione che fanno leva i ladri. Insomma, abbiamo sentito malviventi che stanno mettendo a segno colpi un po' in tutto il territorio e vanno a colpire di solito persone sole, sono donne, magari anziani, le persone che loro sanno benissimo essere le persone più fragili. C'è davvero un allarme, ma soprattutto c'è un appello che si vuole lanciare a queste persone, prestare la massima attenzione e non solo. Sì, sicuramente sono prese di mira le persone più deboli, le persone più ingenue, possiamo dire, e quindi richiedere più attenzione, più vigilanza non è facile perché sono proprio le persone più in difficoltà, per cui non è semplice, ma ci vuole più attenzione, ecco, forse da parte di tutti. Magari un occhio di riguardo da parte di tutti, anche all'interno del supermercato. Sì, anche da parte della collettività, chi è presente, magari segnalare se vede cose strane o cose particolari, dare una mano, ecco.
Diventa come sempre fondamentale, come tra l'altro ne abbiamo parlato anche in tante occasioni, anche per quanto concerne i furti in abitazione, quell'occhio di riguardo da parte del vicino di casa, insomma essere davvero comunità nel senso pieno del termine. Da Bassano del Grappa, Cristian, è tutto, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa Banzato, il tuo ospite, a Renzo Rigon per la parte tecnica. Io vi sintetizzo, aiutandomi con l'home page del Gazzettino, le notizie principali di giornata. Abbiamo aperto questo Focus TG con Borgoricco, con l'auto uscita di strada che si è ribaltata nel fosso e che poi si è schiantata contro il cemento. La morte di Eleonora Bigon a soli 22 anni. Borgoricco è ovviamente una comunità sotto shock. Sempre nel Padovano un grave incidente stradale poi anche a Sant'Angelo di Piove di Sacco, con madre e figlioletto che sono stati falciati sulle strisce pedonali. Il bimbo è gravissimo. E poi vi abbiamo dato chiaramente tutti gli aggiornamenti possibili sulla morte di Don Francesco e del giovane Alberto ieri nella galleria Malo lungo la superstrada pedemontana veneta. Mirko Cavallin da Schio ci ha raccontato il silenzio carico di significato di un'intera comunità, e questo con un caldo estremo. Lo possiamo vedere sempre dal Gazzettino, con picchi previsti di 40 gradi in tutto il Veneto. Ci sono i consigli dei medici, il numero di emergenza, ma come sapete è una morsa che sta interessando buona parte dell'Europa. Ci sono malori, si registrano anche diversi blackout. Nella serata di ieri diverse sono state le segnalazioni su Treviso, Mogliano. Questa mattina sono arrivate segnalazioni da Quinto di Treviso con delle aziende che cominciano ad accusare delle difficoltà, e poi la zona di Spinea. Insomma, ci sono tante segnalazioni, e questa sera nel corso dei nostri telegiornali cercheremo di fare il punto. Blackout, disagi vari e poi chiaramente malori anche fatali. A tal proposito è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte di Stefano Tonin, il 57enne di Resana, stroncato in un cantiere all'aperto a San Martino di Lupari. Ci sono delle indagini quindi sugli orari di lavoro e non solo. Aperta appunto un'inchiesta per omicidio colposo. Procede la Procura della Repubblica di Padova. L'insegnamento più grande è di andare avanti sempre, malgrado le difficoltà, malgrado tutto quanto. L'importante è avere un sorriso e dai che femo. Dai che femo. Ah sì, anche quando organizzava la festa dei trattori ci metteva tanto impegno perché non sì. dormiva la notte. Insomma, si meritava tanto e forse era troppo buono per stare qua con noi. Strette in un abbraccio a colmare quel vuoto troppo difficile da riempire, Claudia e la figlia Monica non riescono a trattenere le lacrime nel parlare del loro Stefano Tonin, morto tragicamente a 57 anni, 58 il prossimo dicembre, per un malore mentre era a lavoro in un cantiere a San Martino di Lupari, nel Padovano. Il dolore è troppo, i ricordi ora sono l'unica chiave per tenerlo ancora tra loro, in via Palù, a Castelmigno di Resana, nel Trevigiano. E allora ecco che mamma e figlia si mettono a sfogliare quell'album di ricordi preparato con tanto amore da Monica, per il 50° compleanno di papà, e subito spunta un sorriso, un tuffo nel passato che ora diventa ossigeno. L'incontro tra Claudia e Stefano alla Sagra di Paese, la passione per moto e trattori, il matrimonio a Venezia nel 1998, proprio l'1 agosto sarebbe stato il loro 28° anniversario, e poi l'immensa gioia dell'arrivo di Monica nel 2005. Ha fatto sempre del bene. Poi l'anno scorso che aveva perso suo papà era... sì, si era un po' buttato giù, difatti, però ha detto bisogna sempre andare avanti col sorriso, come faceva suo papà. E allora
Proprio quel sorriso che si è spento nel cantiere di via Meucci. Stefano, secondo le prime ricostruzioni, aveva da poco finito di effettuare degli scavi sul manto stradale per conto della ditta Costruzioni Generali Postumia di Castelfranco Veneto. Mentre si stava cambiando per tornare a casa, ha accusato il malore. Inutili tentativi di rianimazione da parte dei sanitari che l'hanno trasportato all'ospedale di Cittadella, dove però il 57enne è deceduto. Lo Spisa, allora, indaga per chiarire se l'orario di lavoro rientri o meno nell'ordinanza regionale firmata negli scorsi giorni dal presidente Alberto Stefani, ordinanza che vieta di lavorare all'aperto proprio nelle ore più calde della giornata. Resta da capire quindi se il caldo torrido sia una delle cause della morte. Ad intervenire sul caso anche ETRA, che smentisce le prime indicazioni secondo cui Tonin fosse impegnato a lavorare per la Multiutility. Il più sentito cordoglio per la morte del lavoratore a San Martino ieri a San Martino di Lupari e la propria vicinanza alla famiglia. Ma ritiene opportuno precisare che quel cantiere è relativo a un'utilizzazione privata e non è gestito da ETRA stessa. La famiglia però parla di uno Stefano diverso dal solito nei 2 giorni precedenti al dramma. Lamentava fitte lancinanti alla schiena. Saranno di nuovo i calcoli, diceva. Poi la pesante stanchezza che lo faceva addormentare ovunque. Tutti segnali che però non l'hanno spinto a rivolgersi a un medico e che non l'hanno fermato dall'andare al lavoro. Una scelta che forse gli avrebbe salvato la vita. Segnali che non fanno pensare a moglie e figlia ad un malore per colpa del caldo. Saranno però ora le indagini a chiarire ogni dubbio. E poi c'è il dolore di un'intera comunità, quella di Resana, un lavoratore instancabile ma anche un volontario sempre presente, così lo descrivono Stefano Tonin. Essere in questi momenti difficili, essere vicini alla famiglia, ma comunque ricordarsi sempre di Stefano perché ha lasciato un segno. E Stefano Tonin l'ha lasciato e come il segno nella comunità di Resana e Castelminio, pilastro fondante da 17 anni della Festa della Poenta, evento noto anche per il tractor pooling, le gare di trattori modificati, vera passione del 57enne di cui era responsabile. Noi lo ricordiamo anche soprattutto come volontario nella sagra della Poenta di Castelminio, volontario e fondatore, promotore anima direi del gruppo Power Pooling, che è praticamente un gruppo che organizza ogni anno una gara tra trattori, il tractor pooling, che richiama migliaia di persone a Castelminio, quindi a settembre doveva esserci la prossima, speriamo ci sarà la prossima edizione anche per ricordare Stefano, perché Stefano ci teneva tantissimo a questa cosa. Ci eravamo trovati anche settimana scorsa, così ci abbiamo già detto guarda, dobbiamo trovarci a giorni per organizzare, per vedere le varie autorizzazioni, permessi, dove fare, come fare. Lui ci teneva tanto. Un lavoratore instancabile, sempre pronto a tendere la mano al prossimo, così come ce lo descrive chiunque abbia percorso anche solo un piccolo tratto di vita insieme a lui, come nel 2023 quando ci fu l'alluvione in Emilia-Romagna. Stefano non ci pensò 2 volte, partì subito assieme ad un gruppo di amici per aiutare quelle persone in difficoltà. Era fatto così, metteva gli altri davanti a se stesso. Era impossibile sapere una notizia del genere, ecco. Comunque è un gran trascinatore, mai domo da lavorare. Sarà difficile sostituirlo adesso. Esatto. Racchiusi nel suo capannone in via Palù a Castelminio i suoi oggetti più preziosi, tra cui il suo storico trattore delle gare del tractor pooling, con inciso anche il nome di papà Orazio, mancato lo scorso anno. All'entrata ancora il tavolo dove beveva il caffè con gli amici, quegli stessi amici impressi nelle foto alle pareti. Immagini che parlano di ricordi felici, indelebili, nelle memorie di chi lo ha conosciuto. Lui era sempre pronto, quando dovevamo organizzare la festa della classe lui era sempre il primo, tu fai, facciamo, era sempre molto disponibile. Abbiamo perso una persona importante per Castelminio. Se la motivazione è quella del caldo, ecco, è una tragedia che deve far pensare. Spiace perché Stefano effettivamente era una persona che viveva nel cuore del paese, attivo in tutte le manifestazioni, soprattutto quelle di carattere popolare, una persona estremamente disponibile. Ecco, sono quelle tragedie appunto che fanno male a un territorio intero, a una comunità. E più in generale c'è l'appello dei sindacati in questi giorni di canicola, i rischi sono elevatissimi, si chiede il rispetto dell'ordinanza regionale firmata qualche giorno fa dal presidente Stefani.
L'ondata di calore che da una settimana sta colpendo il nostro paese e gran parte dell'Europa, nei prossimi 3 giorni potrebbe mettere a rischio la salute di 1,5 milioni di lavoratori e lavoratrici in Italia. A diffondere il dato è stata proprio la CGIL, emerso da un'analisi condotta insieme a Greenpeace Italia. CGIL che dopo la tragedia di San Martino di Lupari, con la morte di Stefano Tonin, stroncato da un malore al termine del suo turno di lavoro all'interno di un cantiere idrico, chiede maggiori tutele per i lavoratori che sono esposti al caldo. Il caldo arriva ogni anno, quindi non possiamo farci trovare non pronti a questa evenienza. E c'è un'ordinanza qui nel Veneto che è uscita proprio pochi giorni fa, impedisce di lavorare dalle 12:30 alle 16 e questo bisogna che venga rispettato da tutte le imprese. Ricordiamo inoltre che c'è la possibilità della cassa integrazione per eccessivo caldo. Quando si toccano i 35 gradi, ma non solo di segnalati, ma anche di percepiti, quindi determinate lavorazioni con determinata umidità, si deve fermare il lavoro. La giornata più dura per chi lavora all'esterno è prevista sabato, dove l'allerta è segnalata in tutte le province d'Italia, ad eccezione di Aosta, Campobasso, L'Aquila e Potenza. Il caldo estremo, dicono i sindacati, non è più un'eccezione, ma una conseguenza della crisi climatica. Purtroppo l'ordinanza fa anche una discussione sui tipi di lavoratori o sull'esclusione del rispetto della stessa legata a dei lavoratori. Non lo fa sui lavoratori, ma lo fa sulla tipologia del lavoro che devono fare. Pertanto, se tu mi escludi tutto il settore della logistica, tutto il settore magari delle opere pubbliche, di conseguenza io che cosa faccio? Creo quella condizione che a quel lavoratore che si trova in quella tipologia di esclusione di tutela lo metto a rischio. Ancora un colpo di calore a Vittorio Veneto, un anziano si è accasciato a terra. Si tratta di un 74enne colto da malore mentre camminava sotto il sole poco prima delle 16 ieri pomeriggio. L'uomo è stato subito soccorso e portato d'urgenza in ospedale a Conegliano, dove è stato ricoverato in rianimazione. Il 74enne è in prognosi riservata tutt'oggi, mentre rimangono stabili gli altri 2 anziani già ricoverati in precedenza a Conegliano, con il caldo chiaramente che continua a colpire. Vi do una temperatura: ieri a Treviso ci si è avvicinati ai 36 gradi. La cronaca giudiziaria con la Corte di Cassazione che ha confermato 17 anni di carcere a Valentina Boscaro, la 32enne di Padova, già condannata nel processo d'appello bis a 17 anni di carcere con l'accusa di aver ucciso il fidanzato Mattia Caruso, ucciso con una coltellata al cuore la sera del 25 settembre 2022 ad Abano Terme. La Cassazione ha confermato la decisione dell'appello bis che aveva ridotto la pena a 17 anni, riconoscendo l'attenuante della provocazione sostenute in tutti i gradi di giudizio dalla difesa della 32enne, pur restando inalterata la contestazione di omicidio volontario aggravato dalla relazione sentimentale e di calunnia nei confronti di un amico della vittima. Per i legali, Valentina Boscaro ha accoltellato Mattia Caruso a seguito di un rapporto fatto di violenze. A settembre l'imputata aveva ottenuto di scontare la pena agli arresti domiciliari. Tra oggi e domani la Procura Generale di Venezia emetterà l'ordine di carcerazione e Valentina Boscaro tornerà dietro le sbarre per scontare la pena. Quindi si è espresso l'ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, che ha confermato per l'appunto 17 anni di carcere. Parliamo adesso di droga, di spaccio di sostanze stupefacenti. Andiamo nel Padovano. Avevano nascosto 4 kg di hashish e un etto di cocaina in un frigo e addirittura all'interno di una stufa a pellet. I 2 marocchini che sono stati arrestati nelle scorse ore dalla polizia di Padova. È nata da un controllo su strada l'operazione che ha portato gli agenti della squadra mobile di Padova all'arresto di 2 cittadini marocchini, un 42enne incensurato e regolare in Italia e un 37enne, entrambi residenti in provincia di Venezia. Il 42enne è apparso molto agitato mentre gli agenti gli chiedevano i documenti, per questo si è proceduto a un controllo più accurato. L'uomo viaggiava in auto con una busta con 6.000 euro in contanti di cui non riusciva a spiegare la provenienza e aveva tentato frettolosamente di cancellare alcune foto dal suo cellulare.
cellulare. Risaliti agli appartamenti in uso al 42enne e a un 37enne trovato sul posto, i poliziotti hanno scoperto nel frigo 8 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 4 kg e nascosti nel serbatoio di una stufa a pellet 59 involucri di cocaina per un peso di 80 grammi. Dagli armadi della casa sono inoltre saltati fuori pacchi di banconote nascoste in sacchetti per un valore di oltre 108.000 euro. Per entrambi è scattato l'arresto. Il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per il 42enne e l'accompagnamento al centro per il rimpatrio del 37enne. Vi porto per un attimo a Trieste perché è una storia abbastanza estrema. Parliamo di un baby spacciatore, soltanto 15 anni, spacciava droga fuori dalle scuole, aveva una lista tra l'altro lunghissima di clienti. A scoprirlo sono stati gli agenti della polizia locale con il cane Conan. È stato il fiuto del cane Conan a permettere di mettere le mani sullo spacciatore delle scuole triestine, un ragazzo che a soli 15 anni d'età gestiva una rete di spaccio consolidata, fornendo le sostanze più disparate e una vera e propria lista di clienti abituali. L'operazione della polizia locale, anticipata dal quotidiano Il Piccolo, è scattata in via Monte San Gabriele, su un muretto a poca distanza dagli istituti Volta e Max Fabiani. Il giovane, in compagnia di alcuni ragazzi, aveva nello zaino diversi tipi di sostanze e la considerevole somma in contanti di 3.500 euro provento dell'attività di spaccio. Un giro che, stando alle indagini, alimentava proprio recandosi all'uscita delle scuole di Trieste. Il pusher, che in un primo momento aveva cercato di nascondere una dose di hashish agli agenti del nucleo interventi speciali presente sul posto, ha poi dovuto cedere alla perquisizione. Nello zaino sono state trovate buste di MDMA e pasticche di LSD, oltre ai contanti. Dunque è scattata la perquisizione domiciliare, dove la locale ha scoperto, oltre ai bilancini per la preparazione delle dosi e altra droga, anche la lista completa dei clienti con i dati dei pagamenti e delle sostanze fornite. Lo spacciatore, con precedenti per droga alle spalle e un'assegnazione del tribunale al SERT da parte del giudice per i minori, è stato denunciato e dovrà tornare a vedersela con la giustizia. Abbiamo ancora tanti fatti di cui darvi conto. Fra poco vi porterò a Mogliano per la truffa del falso finanziere. C'è un arresto. Ritorneremo a Bassano, dove è stato denunciato un 28enne romano, anche qui per una truffa. Poi parleremo di Maranza e sicurezza urbana e faremo un giro delle principali città del Veneto. A fra poco. Di nuovo in diretta Focus TG, diamo una scorsa a quello che succede nel mondo. Tutti i principali portali, non potrebbe essere altrimenti, sono dedicati al dramma del Venezuela, al terremoto che si è registrato soprattutto a Caracas. Il sito della BBC dà conto di 235 persone morte e aggiorna anche il conto dei feriti, oltre 4.300 per questo sisma che ha avuto una magnitudo tra i 7.2 e i 7.5 gradi, insomma una delle scosse potentissime. Chiaramente c'è anche la Farnesina che sta seguendo la vicenda. In Venezuela ci sono diversi italiani e quindi è chiaro che c'è molta preoccupazione, c'è una mobilitazione internazionale con volontari che stanno arrivando da ogni parte del mondo. I fatti italiani sono dominati invece dalla strage di Viareggio, la ricorderete, lo possiamo vedere dall'ANSA con Moretti, l'ex amministratore delegato che si è costituito in carcere nelle scorse ore dopo la decisione della Cassazione, deve scontare 5 anni. Veniamo poi ai fatti di casa nostra. Vi do conto di questa
di questo importante passaggio che riguarda la via del mare. C'è l'ok del Ministero dei Trasporti avanti con l'iter dell'opera. A comunicarlo è l'assessore regionale alle infrastrutture Marco Zecchinato. Stiamo rispettando gli impegni assunti con i cittadini, con le amministrazioni locali e con il sistema produttivo. Sapete che questa via del mare poi è particolarmente contestata, ma c'è comunque questo passo in avanti con il via libera da parte del Ministero delle Infrastrutture. Vi dicevo prima di andare in pubblicità che vi avremmo raccontato di alcune truffe. La prima ci porta a Mogliano Veneto, la truffa del falso finanziere con un arresto, perché è stato fermato un 35enne e sono stati recuperati tutti i gioielli di questa truffa, che quindi è stata sventata. Stiamo effettuando accertamenti su un'auto intestata a tuo padre. A telefonare ad un giovane 25enne residente a Mogliano, un sedicente finanziere che con questo pretesto chiedeva alla vittima di preparare tutti i monili in oro custoditi in casa, sostenendo che sarebbero stati controllati da un collega. Così poco dopo a casa si è presentato un falso maresciallo della GDF. Convinto della veridicità delle richieste, il ragazzo gli ha consegnato i preziosi. Poco dopo però ha iniziato a nutrire sospetti, notando l'assenza di qualsiasi auto di servizio nelle vicinanze. Resosi conto di essere vittima di una truffa, ha cercato di fermare il falso militare che, dopo essersi divincolato, si è dato alla fuga con il bottino. Fuga durata poco perché il truffatore, un 35enne residente nelle Marche, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato a pochi metri dalla casa della vittima, che aveva allertato i carabinieri. L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai proprietari. Al termine delle formalità di rito, il 35enne è stato trasferito nel carcere di Treviso come disposto dall'autorità giudiziaria. L'Arma dei Carabinieri rinnova l'invito a diffidare di chiunque, qualificandosi come appartenente alle forze dell'ordine o altri enti pubblici, chieda denaro, gioielli o altri beni di valore. In caso di dubbi è fondamentale contattare immediatamente il 112 prima di consegnare qualsiasi bene o consentire l'accesso alla propria abitazione. Un messaggio arrivato da un numero apparentemente conosciuto, una richiesta di aiuto urgente e un bonifico da 990 euro, ma dietro quel contatto si nascondeva un truffatore ed è così che i carabinieri di Bassano hanno identificato e denunciato un 28enne romano, peraltro già noto alle forze dell'ordine. Ha sfruttato una delle tecniche di raggiro più insidiose del momento, quella dello spoofing, facendo credere alla vittima di parlare con un amico. Per questo i carabinieri di Bassano hanno denunciato in libertà un 28enne di Roma con l'accusa di truffa aggravata. L'indagine è partita dalla denuncia di un bassanese di 30 anni. Lo scorso 13 febbraio aveva ricevuto un messaggio da un numero che compariva in rubrica con il nome di un conoscente. Dall'altra parte del telefono però non c'era l'amico, ma un truffatore che, fingendosi in difficoltà, raccontava di dover affrontare con urgenza spese odontoiatriche e aveva problemi alla carta di credito. Convinto di aiutare una persona affidata, il trentenne ha eseguito un bonifico istantaneo di 990 euro sull'IBAN indicato nel messaggio. Solo successivamente, parlando con il vero conoscente, ha scoperto di essere stato raggirato e si è rivolto ai carabinieri. Hanno consentito di risalire al titolare del conto corrente, destinatario del denaro, identificato nel 28enne romano, che è stato quindi denunciato alla magistratura. I carabinieri rinnovano l'appello ai cittadini di fidare sempre delle richieste di denaro, anche quando sembrano provenire da numeri salvati in rubrica, e verificare comunque l'identità dell'interlocutore con una telefonata diretta prima di effettuare qualsiasi pagamento.
Vedete che il fenomeno, quello delle truffe, è sempre più frequente, tante sono le forme, tutte molto subdole, ma c'è da dire che tanti episodi vengono sventati, come vi abbiamo raccontato, da Mogliano Veneto al Bassanese. Ora ritorniamo sui temi della sicurezza urbana, ritorniamo a Treviso, dove tre giovani, tre Maranza, così ormai vengono definiti, hanno minacciato e picchiato un 19enne, poi non contenti gli hanno rubato anche il monopattino. Un'aggressione violenta avvenuta a pochi passi dalla Riviera. Un 19enne del Camerun è stato fermato da tre giovani che lo hanno picchiato, minacciato, fino a puntargli un coltello al petto. Poi gli hanno rubato il monopattino. Un grave episodio avvenuto il 6 aprile scorso e che ha portato all'arresto di due ragazzi italiani ed una loro amica rumena, tutti tra i 19 e 20 anni, accusati di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi. Nelle scorse ore gli indagati sono comparsi davanti al GIP Marco Biagetti per gli interrogatori di garanzia. I tre avrebbero ammesso la loro partecipazione ai fatti, spiegando però che avrebbero agito così per vendicare una loro amica che era stata importunata da un gruppo di giovani stranieri di origine africana. Insomma, secondo la loro versione, si sarebbe trattato di una spedizione punitiva, ma la ricostruzione degli inquirenti è diversa. Al centro ci sarebbe il furto del monopattino del valore di 350 euro e il tentativo della vittima di riprenderselo. Al termine, il giudice delle indagini preliminari ha stabilito 3 misure cautelari. Uno dei ventenni, a cui viene contestata anche la recidiva, è finito ai domiciliari, mentre per gli altri due è stato disposto l'obbligo di firma. Nel gruppo fermato ci sarebbe anche una quindicenne, per la quale sta procedendo la Procura dei minori di Venezia. Gli aggressori sono stati identificati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro cittadino. Restiamo a Treviso per un altro episodio di degrado. Sedie trascinate in strada, birilli spostati e schiamazzi nel cuore della città. A denunciare questo fatto è il titolare di una caffetteria di Piazza Pola, titolare che è stato costretto a intervenire in piena notte dopo aver visto tutto in diretta praticamente dalle telecamere. Urla, schiamazzi, sedie trascinate e birilli stradali spostati è quanto accaduto martedì sera in Piazza Pola nel centro di Treviso, dove un gruppo di minorenni si è ritrovato nell'area esterna di una caffetteria ormai chiusa. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso alcuni ragazzi mentre spostano gli arredi del plateatico, occupando anche parte della careggiata. Nessuna rissa, ma momenti di forte disordine che hanno costretto il titolare del locale a intervenire. Dopo aver osservato la scena dalle telecamere installate nel bar, l'uomo è tornato sul posto per verificare eventuali danni e rimettere in ordine l'area. Una situazione che, racconta, si ripete troppo spesso e che genera rabbia e frustrazione. Com'è possibile che uno viene a lavorare qua e trova tutto questo disastro, che non è la prima volta? A volte buttano a terra le fioriere, le sedie accatastate, poi le buttano a terra, mi hanno rovinato gli ombrelloni, i tavolini, sedie, sono stato già la seconda volta che li cambio, cioè praticamente non ne posso più. Secondo il gestore, infatti, non si tratta di un episodio isolato. Da tempo gruppi di giovani utilizzano il plateatico come punto di ritrovo nelle ore serali e notturne, fermandosi a bere, fumare e lasciando spesso rifiuti e sporcizia nell'area esterna del locale. Una situazione che continua a creare disagi e preoccupazione tra commercianti e residenti. Hanno degli orari sti ragazzi, perché tornano dalla Piazza dei Signori o dal Duomo, passano di qua, si scatenano come se non avessero visto un domani, fanno di qualsiasi marachelle. È logico che la segnalazione adesso la faccio perché la disperazione è proprio tanta. Rimaniamo nel capoluogo della Marca perché dopo la tragedia costata la vita, lo ricorderete, a Pietromonici, scattano gli abbattimenti degli alberi considerati pericolanti lungo il Bottenica, ma restano le polemiche.
Motoseghe in azione lungo il Botteniga per abbattere gli alberi considerati a rischio crollo. Un intervento urgente disposto dal Genio Civile a quasi 3 mesi dalla tragedia costata la vita a Pietro Monici, il vigile del fuoco volontario di 38 anni, ucciso da un pioppo precipitato improvvisamente sull'argine mentre stava pescando. Gli alberi individuati come pericolanti sono stati contrassegnati e saranno rimossi nel tratto più critico del corso d'acqua. Un intervento accolto favorevolmente da alcuni residenti che ritengono necessario eliminare le piante a rischio per garantire la sicurezza. Voi siete contenti? Se sono pericolose, sì. Visto il precedente che è successo, meglio. Ma non mancano le polemiche. Bastava sfoltirli un po'. Cosa dice lei? Invece di fare sto disastro. È un peccato, speriamo, sarebbe bellissimo ripiantassero qualcosa. Altri residenti invece criticano tempi e modalità dell'intervento ritenuto tardivo. Se si interveniva nel momento giusto, il signor Pietro sarebbe ancora vivo, l'albero sarebbe ancora in piedi e non ci sarebbe stato quello che sta avvenendo ora, un taglio indiscriminato di alberi anche sani. Questo è il pioppo che ha ucciso Pietro, segnalato dal 2012, è marcio. È ancora qua dal 9 di aprile. Probabilmente forse dovranno fare ancora delle indagini, qualcosa, non lo so, ma dall'altro giorno li hanno segnati tutti. Tutto un tratto, piazza pulita di tutti. Secondo alcuni il problema non riguarda soltanto gli alberi pericolanti, ma soprattutto le condizioni degli argini che in diversi punti mostrano evidenti segni di erosione e cedimento. Cittadini che raccontano di aver segnalato la situazione più volte nel corso degli anni agli enti competenti senza però ricevere risposte o interventi risolutivi. Qua sta crollando, lì è crollato palesemente. Qui c'erano le radici che tenevano su, io spero facciano qualcosa, ma insomma si vede proprio chiaro che è tutto mangiato qua. Intanto, a pochi metri dall'epigrafe che lo ricorda, già c'è ancora il tronco del pioppo che il 4 aprile scorso costò la vita al vigile del fuoco volontario, silenziosa testimonianza di una tragedia che la città non ha dimenticato. Uno studio dentistico completamente abusivo è stato scoperto a Udine. Lo seguivano da qualche mese dopo una segnalazione di un paziente che si era accorto di qualcosa di strano. Raccolti gli elementi utili alle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine, è scattato il blitz dei carabinieri del NAS in uno studio dentistico attrezzato in un appartamento di un condominio di Udine Nord. A gestirlo un pensionato che è risultato essere sprovvisto dei titoli abilitativi. In pratica si tratta di uno studio completamente abusivo. L'ipotesi di reato contestata dalla Procura al presunto falso dentista è di esercizio abusivo della professione odontoiatrica e attivazione di un ambulatorio per lo svolgimento dell'attività abusiva in carenza della prevista autorizzazione sanitaria. L'appartamento era accatastato come civile abitazione. La Procura della Repubblica ha disposto una perquisizione che è stata eseguita dai militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Udine, diretti dal capitano Pierluigi Bottoni. Il risultato del blitz è stato il sequestro dell'intero ambulatorio, che risultava essere provvisto di tutto quanto necessario ad effettuare prestazioni odontoiatriche. Nei locali sono state trovate dunque le attrezzature necessarie, ma anche specialità medicinali ad uso esclusivo odontoiatrico, nonché documentazione sanitaria riferita a diversi pazienti in cura presso lo studio abusivo. L'esercizio senza titoli dell'attività di dentista può provocare concreti pericoli per la salute delle persone. L'operazione testimonia il costante impegno del reparto specializzato dell'Arma dei Carabinieri nel contrasto dell'abusivismo in campo sanitario, posto in essere da soggetti privi di idonea formazione professionale che, anteponendo il profitto alle fondamentali norme di sicurezza sanitaria, mettono in pericolo la salute dei pazienti ed alterano le regole di leale concorrenza, offrendo prestazioni a prezzi più bassi in modo da attirare le persone bisognose di cure ma con disponibilità economica ridotta. Torniamo sulla macabra scoperta di ieri mattina nel cantiere della cabinovia Polonio-Socrepes. Siamo a Cortina d'Ampezzo, parliamo di un'opera contestata in occasione delle Olimpiadi e anche dopo. Qui è stato rinvenuto un cappio con un messaggio intimidatorio. Ovviamente sono scattate le indagini.
Un cappio realizzato con l'utilizzo di una corda di arrampicata con appeso un messaggio fortemente intimidatorio. È quanto è stato rinvenuto nelle scorse ore nel cantiere di valle della cabinovia Pollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo dai tecnici della società Infrastrutture Milano Cortina. Equipaggiamento riservato per il macchinista e per il caposervizio, si legge nel foglio scritto a mano con l'evidente quanto spiacevole riferimento alla corda pendente dal soffitto. Allertate immediatamente le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per l'individuazione dei responsabili, mentre la società commenta il gesto giudicato vergognoso ed incivile, affermando che nessuna minaccia fermerà la conclusione dell'opera, inizialmente prevista entro l'avvio dei Giochi Olimpici del 26 e attualmente oggetto di indagine della Procura di Belluno con 4 persone iscritte al registro degli indagati, con l'auspicio che le autorità competenti possano giungere al più presto a dare nomi e volti agli autori del gesto, oltre che manifestando la solidarietà ai lavoratori impiegati nel cantiere. Se il gesto sia stato compiuto da qualcuno del personale interno o da qualche altro soggetto infiltrato dall'esterno, sarà compito degli investigatori stabilirlo. Questo è il servizio di Stefano Bozzi. Io ho ancora diverse cose da raccontarvi. Voglio portarvi ad Aviano per parlare delle basi militari. Come sapete è un nodo aperto, un tema aperto nel dibattito soprattutto tra Italia e USA in giorni che sono di tensioni. Ci sono state poi le parole di Mark Rutte, del segretario della NATO. Insomma, poi andremo ad Aviano e faremo anche il punto di alcune crisi industriali aperte su tutte le Electrolux. Un minuto di pubblicità e ritorniamo. Di nuovo in diretta Focus TG, andiamo ad Aviano per parlare di basi militari. Il dibattito è acceso sul piano internazionale, ma ha anche delle conseguenze locali. Da diversi mesi c'è stato effettivamente un innalzamento del livello di allerta all'interno del territorio, però ci tengo a precisare la vita sta continuando all'interno di Aviano e dei comuni limitrofi in modo normale. Così Andrea Menegoz, assessore a turismo, cultura e sport del comune di Aviano, sintetizza come la comunità e l'amministrazione stanno vivendo il dibattito sull'uso delle basi americane in Italia, tra cui appunto la sede avianese dell'USAF, e sulle regole che ne governano i limiti. Riacceso dalle parole di Mark Rutte in un'intervista a Fox News. Il segretario generale della NATO ha parlato di 500 aerei decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran, suscitando forti polemiche non solo a Roma ma anche localmente. Il governo italiano e la NATO hanno precisato che si tratta di missioni di sola natura tecnica e logistica, non di attività cinetiche. Di fronte alle reazioni delle opposizioni, l'esecutivo si è detto pronto a riferire in Parlamento. Con la giunta comunale, l'amministrazione comunale, in particolare nelle figure del sindaco Paolo Tassanzanini e del vice sindaco Daniele Basso, stiamo seguendo nei tavoli regionali della prefettura tutto l'andamento di questa situazione, e anche noi le informazioni che abbiamo sono effettivamente di missioni di tipo logistico. Capisco che certe affermazioni possano preoccupare. Dal nostro punto di vista riteniamo che proprio in situazioni di crisi i rapporti tra gli enti e quindi anche con la base vadano rinsaldati, e in questa direzione stiamo lavorando. Non si nota effettivamente un innalzamento dell'attività operativa. Certo, teniamo sott'occhio tutta questa situazione. Così dunque ad Aviano il dibattito è aperto. Veniamo ai temi del lavoro, l'avvertenza Electrolux, l'incontro che si è svolto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra organizzazioni sindacali ed esponenti di Electrolux Italia per affrontare la definizione di un piano industriale alternativo a quello presentato dall'azienda svedese lo scorso 11 maggio, è stato inconcludente per la FIOM CGIL di Treviso. Per il segretario generale
generale Emanuele Moretto. L'azienda non ha fornito dati sulla redditività dei singoli stabilimenti, avanza richieste a sindacati e al governo, ma non offre un piano industriale serio, rispettoso delle posizioni espresse al Mimit, al Ministero, il 15 di giugno. Al momento, aggiunge la FIOM CGIL, resta alta la tensione e saldo lo stato di agitazione dei dipendenti Electrolux in tutti gli stabilimenti italiani, ovviamente anche in quelli a nord-est di Susegana e Porcia. C'è poi l'avvertenza Speedline dopo l'incontro al Ministero con Sigit per salvare lo stabilimento. Ora si avviano infatti le trattative su occupazione e salari. Parliamo di un investimento di 20 milioni di euro da parte della multinazionale per il rilancio, multinazionale che si è aggiudicata il bando internazionale per l'assegnazione. Lo stabilimento è quindi salvo, ma ora bisogna pensare chiaramente ai lavoratori, all'occupazione, ed è quello che stanno chiedendo i sindacati. E tutto questo mentre c'è una variabile che pende anche sulla testa delle imprese venete. Lo possiamo vedere dal Corriere della Sera online. Volkswagen, c'è un piano shock, 100.000 tagli e chiusura di fabbriche. In Germania sapete quanto l'automotive tedesca sia collegata al comparto del nord-est, dove ci sono decine e decine di aziende che si dedicano soprattutto alla componentistica. Quindi gli interrogativi sono davvero aperti. Sempre il Corriere della Sera dà conto e aggiorna, come tutti i media internazionali, del terremoto che ha piegato il Venezuela. Questa è una delle immagini e simbolo, le strade devastate, i dispersi sono più di 50.000, pensate, 235 le vittime, 4.300 i feriti. La Farnesina che dice ci sono segnalazioni di italiani che non rispondono. Chiaramente la situazione non può che essere in evoluzione. Io vi lascio con le notizie che vi abbiamo dato in apertura. Sono giorni terribili sulle strade del Veneto. L'ultima vittima in ordine di tempo a Borgorico, nel Padovano, una giovanissima morta da appena 22 anni, Eleonora Bigon. La sua auto è uscita di strada, si è ribaltata nel fosso e si è schiantata contro il cemento. C'è stato un altro incidente grave sempre sulle strade del Padovano, a Sant'Angelo di Piove di Sacco, con un'auto che ha travolto una mamma con il proprio figlioletto. Il bimbo è gravissimo, all'ospedale di Padova, e questo mentre Schio piange Don Francesco e Alberto, morti ieri tragicamente all'altezza della Galleria Malo sulla superstrada pedemontana veneta. Chiaramente è tutto per questo Focus TG, tutti gli aggiornamenti questa sera nel corso dei telegiornali di Bassano e di Vicenza. Ringrazio dalla regia Tony Esposito e Antonio Paul, ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Buon proseguimento su Rete Veneta.